si dice, o almeno ci vogliono fare credere, che sia in atto una strategia cosiddetta a tutto gas, cioè sostituiamo il petrolio soprattutto, ma anche il carbone, e poi non è vero perché i fatti lo dimostrano, con il gas naturale, e quindi gasdotti, e quindi gas liquefatto, rigassificatori, eccetera, eccetera. Per alcuni dell'area ecologista è anche una soluzione plausibile, in quanto appunto togliendo di mezzo l'olio combustibile, sia esso alto o basso tenore di zolfo, comunque si ha un vantaggio. Ma è sufficiente come strategia per ottenere entrambe le cose, cioè un futuro energetico quantomeno sereno e plausibile, diciamo così, e un rispetto minimo dell'ambiente? Entrambe le cose si possono ottenere con questo tipo di strategia, ma poi soprattutto è vero che c'è in atto una strategia del genere, visto che poi si continuano a autorizzare centrali a carbone? Allora, la questione della tutto gas è una questione fondata, nel senso che qualche anno fa l'indirizzo, benché non espresso, ma l'indirizzo dato dal governo all'industria italiana era quello di trasformare le centrali, le vecchie centrali termoelettriche ad olio combustibile e a carbone in centrali a turbogas, quindi alimentate a metano, che ha un impatto diciamo così, più basso molto più basso rispetto a carbone e ad olio combustibile. Quanto però al fatto che questo avrebbe poi assicurato diciamo così, una tranquillità energetica, una indipendenza del paese, una diversificazione delle fonti da cui trarre i combustibili, questo non è molto fondata, anche perché se diciamo, gli algerini o i tunisini, piuttosto che gli ucraini, i georgiani o i russi, decidono di chiudere la valvola del metano, la si chiude, né attraverso la politica dei rigassificatori possiamo pensare di ottenere questa serenità, anche perché i paesi dai quali si importerebbe il metano diciamo così, liquefatto da rigassificare poi qua, sono paesi che non è che godano di grande stabilità politica e quindi il rischio che ci siano poi crisi energetiche non ce lo toglie il metano. L'unica vera indipendenza ce la dà il fatto che noi come paese riusciamo ad incrementare di molto le quote di energie rinnovabili di cui disponiamo, come l'idroelettrico, che è una fonte importante per il nostro paese, perché noi nonostante tutto continuiamo ad essere ricchi di laghi e di fiumi, e quindi abbiamo un quantitativo di idroelettrico apprezzabile. Con il solare, l'eolico, il geotermico e le biomasse arrivare ad una quota di produzione di energia che ci dia la tranquillità di pensare ad un futuro più tranquillo, ma anche di ridurre gli impatti che le fonti fossili, metano, carbone, olio combustibile o nucleare, possono invece rappresentare come rischio per la salute delle persone e dell'ambiente.